Enzo Di Natali, esperto sui temi della bioetica, con una laurea specifica su questo argomento. In questi giorni si sta facendo un gran parlare di una pubblicità che ha utilizzato le patatine al posto dell'ostia e c'è un dibattito molto, molto aperto. Tanto lei che è un esperto in bioetica, volevo chiedere questo messaggio, che cosa può significare, come va valutato? Beh, io capisco che Sanremo è sempre Sanremo quando c'è Sanremo, ma quando Sanremo finisce, finisce Sanremo. Con questa battuta iniziale non desidero fare una pubblicità in diretta a Sanremo e nemmeno affrontando questo argomento una pubblicità in diretta alla casa che produce le patatine. Il mio pensiero è semplice: bisogna avere rispetto dei sentimenti e dei valori delle persone, perché è importante. Per te la particola, la comunione può essere nulla, non ha alcun valore, va bene, è il tuo pensiero, io lo rispetto, non lo condivido, ma tu non puoi in formazione giocare sui sentimenti e sui valori delle altre persone. Cioè occorre che la pubblicità abbia un codice deontologico e il codice deontologico richiede il rispetto dei sentimenti degli altri, nella libera informazione, ma il rispetto dei sentimenti e dei valori degli altri, questo sì.